Vuole dire la sua anche Maramico dopo la manifestazione che ha visto tantissima gente parteciparvi? Noi siamo estremamente soddisfatti. Finalmente il sindaco responsabilmente sta prendendo possesso dell'area e sta cercando di gestirla. Noi questo lo diciamo da anni. Da anni abbiamo fatto vedere che era non custodita, abbandonata a se stessa, in mano ai vandali che si passavano la marna addosso, che rubavano la marna, che piantavano gli ombrelloni. Ora finalmente il sindaco si è svegliato e sta organizzando questo. Certo, è una proprietà privata, ormai è una questione che si dovranno vedere gli avvocati del comune e gli avvocati del privato. Noi facciamo un passo indietro, che vedano gli avvocati quello che c'è da fare. Però la situazione della Scala dei Turchi è molto simile a quella della Tonnara di Scopello, anche quella era privata, che mi pare che stia gestendo Legambiente anche per conto del comune. Vedremo, vedremo, noi abbiamo il grande merito di avere sollevato la questione. Ecco, andiamo ora a un altro caso spinoso che è stato un po' dibattuto anche molto sui social. Lei in un primo tempo, diciamo, chiedeva la chiusura del viadotto Morandi e poi qualche giorno dopo immediatamente ne ha chiesto l'apertura. Anche il sindaco ha preso un po' le distanze. Come mai questa inversione di tendenza? Bisognava anche chiederlo prima magari. C'è che è rimesta nel torbido. Noi non abbiamo chiesto nulla. La nostra è un'associazione ambientalista, noi abbiamo fatto vedere semplicemente quello com'era il Ponte Morandi, era fortemente ammalorato, è un dato di fatto. Non abbiamo chiesto nulla. La sera del mercoledì, dopo le nostre immagini che sono andate in giro per l'Italia, la magistratura apre un'inchiesta. La notte stessa l'ANAS inizia a monitorare il ponte, l'indomani mattina, sto dando le date con gli orari, l'indomani mattina alle 9 il sindaco di Agrigento chiede la chiusura del ponte, alle 11 l'ANAS, non io, non lei, l'ANAS chiude il ponte, punto. Noi abbiamo semplicemente chiesto responsabilmente qualche giorno dopo, visto che i problemi della struttura, dell'ammaloramento dei pilastri erano in una zona ben definita, la zona di Fondacazzo per capirci nel secondo tratto, non c'era motivo di chiudere pure il primo tratto e abbiamo chiesto al sindaco di Agrigento di farsi portavoce con l'ANAS di un controllo ed eventualmente, se c'era una certificazione di non pericolosità da parte dell'ANAS, di riaprire il primo tratto. Perché aggravare la situazione se non era il caso? Tutto qui.